E ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta... Secondo me il problema è più decidere da che parte stare. E diventa un problema ancora più grande nel momento in cui uno scopre che le istituzioni stesse sono compromesse con la criminalità organizzata. È proprio lì che diventa ancora più difficile scegliere da che parte stare. Un po' di qua e un po' di là. Per lei è facile stare dalla parte giusta. Mica ci vive Ettore Annunziata. Sì, forse hai ragione, è vero, sì. Per me è un po' più facile. Lei ha scritto che la camorra è entrata nelle attività legali e che i politici danno una mano. Cioè, quindi è tutto marcio. Diciamo un bel po', eh? Ma allora non ci sono speranze. La speranza siete voi. Non ha paura a scrivere certe cose? Ogni tanto sì. E allora perché lo fa? Perché è il mio lavoro. Perché l'ho scelto. E non è che mi senta particolarmente coraggioso nel farlo bene. È che la criminalità, la corruzione non si combattono soltanto coi carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devono conoscere i fatti. Allora quello che un giornalista dovrebbe fare è questo, informare.